Per colpa di questo mio comportamento burrascoso ho sempre guai con la legge e molte volte sono finito in tribunale. La prima volta che sono finito in tribunale è stato qualcosa di magico, perché sembrava di esserci già stato per colpa dei film. Tu entri in tribunale e c'è quella scritta: la legge è uguale per tutti. E sopra quella scritta un crocifisso. E io ho pensato, se c'è qualcuno nella storia che ha subito un processo sommario iniquo, quello è proprio Gesù Cristo. E se non ce l'ha fatta Gesù Cristo, che è figlio di Dio, che speranza ho io che sono figlio di un secondino? Ma il secondino era amico del poliziotto del tribunale, che era amico del giudice, quindi me la sono sempre cavata con lavori socialmente utili. E mentre svolgevo i miei lavori socialmente utili mi sono interrogato: ma perché esistono lavori socialmente inutili? Che ne so, il ciccione che lancia i cori in curva a petto nudo. Quello viene pagato dalla società. Altri lavori socialmente inutili, quella che batte a macchina in tribunale mentre tu dici le cose. Io l'ho vista, la tentazione era forte, ma c'era Gesù che guardava. Non ho potuto. Vengo da una famiglia che è nelle forze dell'ordine. Mio padre è un poliziotto, mio zio capitano dei carabinieri, mio nonno era un sergente dell'esercito. Se prendevo un brutto voto mio nonno mi picchiava, mio zio carabiniere mi picchiava, mio padre mi saccagnava. Io ne ho prese così tante dalle forze dell'ordine che a 15 anni Daria Cucchi mi ha chiesto l'amicizia su Facebook. Io so sgamare uno sbirro in borghese dalla divisa. Voi direte, come? Sei in borghese, che divisa ha? Il borsello tracollo e la faccia da terrone. Mio padre, troppo buono. Mio padre, per raddrizzarmi, mi ha portato al carcere di Opera, dove lavora, per farmi vedere la fine che avrei potuto fare se avessi continuato su questa strada. Arrivato al carcere di Opera ho visto detenuti che facevano laboratori di teatro, detenuti che lavoravano con la creta, detenuti che giocavano a calcio in un campo a 11 con l'erba. Tutte cose che non ho potuto fare io crescendo nelle case popolari. Ho detto, papà, mi hai convinto, voglio fare il detenuto da grande. E quasi ce l'ho fatta. Non è vero, adesso ho 32 anni, fra poco 33, e ho messo la testa a posto e mi sposo. Qua, l'applauso più facile della storia. Mi sposo l'11 settembre. Giuro, ho scelto apposta questa data per poterci fare questo pezzo, perché prima l'amore è vero. Nonostante la data, non ci saranno molti arabi al mio matrimonio. Solamente il mio parrucchiere, che è arabo, e mi taglia i capelli, quei pochi che ho. L'amicizia tra un pelato e un parrucchiere è qualcosa di veramente vera, tenete. Mi taglia i capelli e mi fa la barba, soprattutto con la tecnica dell'epilazione a filo orientale, che consiste nel prendere un filo, tenerlo in bocca, l'altra estremità con la mano, da dietro ti avvicini al cliente, e con il filo, zac, fai la barba al cliente. Ecco, la cosa fa abbastanza paura, però poi alla fine esci che è una bellissima barba squadrata. Io ho scoperto che lì nel negozio gli altri arabi mi chiamano Misna Jafar. Jafar come quello di Aladdin. Sono andato a vedere su Google cos'era Misna in arabo e vuol dire obeso. Mi chiamano Jafar obeso. Non è molto bello, però questa bella barba alla Jafar, che dura 2 giorni. Dunque mi sposo l'11 settembre, siamo andati a vedere una casa, non possiamo permettercela io e la mia compagna, però ci piace passare le giornate davanti ai siti di case, così, giusto per sognare, e ci piace prendere per il culo gli agenti immobiliari. L'ultimo ci ha detto: questo è un grazioso appartamento in zona strategica. Zona strategica? Che cazzo sono? Giulio Cesare? Io mi ci vedo lì, dopo che faccio il mio rogito, vado sul balcone del mio bilocale, vista circonvallazione, in vestaglia con un brandy in mano. Amore, domani all'alba avanzeremo verso l'Esselunga. Conquisteremo l'avamposto ortofrutta, aggiudicandoci le banane né troppo verdi né troppo gialle, insomma quelle giuste, e torneremo a casa vittoriosi festeggiando con lambrusco e minestrone. Cesare, ma domani è il giorno della pizza. Minestrone, il dado è tratto. Cagata. Viaggio di nozze. Andiamo a risparmio, noi siamo dei backpackers. Cosa sono i backpackers? Sono quelli che girano con lo zaino in spalla e fanno l'autostop. Più o meno siamo così, io e Valentina. Non facciamo un viaggio di nozze tipico nei villaggi, perché io odio i villaggi, ma soprattutto odio quelli che dicono: ah, io in vacanza voglio essere servito e riverito.
È una cosa che detesto, cioè posso capire Servito solo se sei un bidello che tutto l'anno prende insulti dai preadolescenti, pomodori, gavettoni, vuoi darti uno status, vuoi dare lustro alla tua persona e quindi quelle 2 settimane vuoi sentirti un re e vuoi che ti servano. Ma Riverito? Cioè ti portano il Cuba Libre in spiaggia, Servito, e poi cosa ti aspetti che facciano? La riverenza? Cioè, come reagisci a uno che sta così? È imbarazzante. Cosa fai? 2 cenni col capo mentre lui indietreggia per non darti le spalle? Cioè, è veramente è troppo, no? Ci vuole umiltà quando si viaggia, quando si conoscono popoli nuovi. Mio padre me l'ha insegnato. Mio padre è una persona molto umile. Lui quando viaggia non parla. Un po' perché non sa le lingue. Non sa neanche l'italiano perché per fare il poliziotto non devi impararlo. Lui ha quella cosa che si chiama sindrome di Troisi, cioè dice la prima parola, poi il resto la farfuglia. Che ne so, a tavola, Mario mi passi l'acqua per piacere, e non va avanti. Però una volta in Spagna se l'è sentita e siamo arrivati, allora in spagnolo ci provo a parlare, arrivati all'aeroporto, il poliziotto dell'aeroporto ci accoglie con un hasta luego, mio padre convinto gli risponde hasta siempre. Io lo guardo e dico, papà, ma che cazzo dici? Sembra che lo prendi per il culo. Hasta sempre non è un saluto, è un motto rivoluzionario, è una frase di Che Guevara. È come se qualcuno arrivasse in Italia e il poliziotto dell'aeroporto salutasse con benvenuti a Malpensa e tu rispondessi prima gli italiani. C'è qualcosa che sembra che lo prendi per il culo.